Vorrei presentarvi brevemente uno studio recentemente pubblicato dal mio gruppo di ricerca su Nature Communication, dove si parla di un certo insetticida, il clotianidin, e di come questa sostanza, interferendo con la difesa immunitaria delle api, può contribuire alla proliferazione di un parassita delle api stesse. In questa fotografia voi vedete due api all'interno delle cellette artificiali che noi usiamo per allevarle. Su una di esse, indicata dalla freccia, vedete una macchiolina un poco più scura che è il parassita di cui si parla in questo studio, l'Acaro Varroa Destructor. Un parassita che si riproduce all'interno delle cellette di covata dopo aver succhiato abbondante emolinfa dal corpo delle api, dove per emolinfa noi intendiamo il sangue delle api. Ciò che abbiamo accertato nello studio che vi vorrei presentare è che alcuni insetticidi, in particolare il clotianidin, che è un insetticida neonicotinoide, hanno la capacità di ostacolare il processo di cicatrizzazione delle ferite da parte dell'ape. E poiché attraverso una ferita nel corpo dell'ape che l'Acaro Varroa si nutre, l'inibizione di questa cicatrizzazione facilita di conseguenza l'alimentazione dell'acaro, che, abbondantemente nutrito, può riprodursi più facilmente. Per cui quello che si osserva è che in presenza di un insetticida si dà una maggiore alimentazione e di conseguenza una maggiore riproduzione di un acaro parassita. Un effetto tutt'altro che prevedibile a priori, ma di grande importanza, specialmente laddove sostanze come questa sono ancora in uso. Questo nostro studio si inserisce in una serie di ricerche pluriennali che riguardano la salute delle api e i molti fattori che possono perturbare la salute delle api. Anche se l'informazione è spesso un poco sbilanciata, molti sapranno ormai che la salute delle api è in pericolo e come questo fatto dipende da tante e diverse concause. I parassiti, come l'Acaro Varroa Destructor che vi ho citato, dei virus patogeni molto pericolosi, la degradazione del paesaggio agrario in cui le api vivono e raccolgono nettare e polline, il cambiamento climatico e anche le molecole che vengono utilizzate nei campi circostanti gli alveari o addirittura negli alveari stessi. In questo studio noi ci interessavamo in particolare di una delle molecole che si utilizzano nei campi circostanti gli alveari, non più in Europa a causa di un bando che ha riguardato queste sostanze proprio a causa della loro pericolosità per le api. Ciò che mi preme però far notare in questa sede è come la salute delle api possa essere intesa come l'insieme di tanti fattori fra di loro collegati, come in questo gioco da tavolo che si chiama Jenga, che prevede di costruire una torre con tanti tasselli di legno, come questo qui, impilati uno sopra l'altro, e di sfidarsi a rimuovere questi tasselli senza fare crollare la torre. Per esempio, si potrebbe rimuovere questo tassello mantenendo la stabilità della torre, e se ne potrebbero rimuovere anche altri, come ad esempio questo, lasciando la torre ancora in piedi. Ecco, la salute delle api è qualcosa di simile a questa cosa, una specie di torre che si regge su tante parti tra di loro interconnesse. Si possono anche rimuovere alcune di queste parti, si può cioè perturbare la stabilità di questa torre in vari modi. E questo è ciò che fanno i tanti fattori di stress che ho elencato prima. Sta di fatto che a un certo punto, a forza di minacciare questa stabilità, essa può venir meno e la torre può crollare. Questa è la ragione per cui è importante che si presti particolare attenzione alla salute delle api intesa nel suo complesso e come non si concentri l'attenzione solo su questo o quel fattore di disturbo, ma sui molti fattori che insieme determinano la salute, per mantenere la stabilità di questo sistema che è così importante per la salute degli ecosistemi naturali e per le produzioni agrarie.